Riesce al Ribera di fermare la corsa della capolista Due Torri, che oggi ha fatto vedere ben poco per meritare la vetta della classifica del campionato di eccellenza. Un Ribera ancora secco di gol e sfortunato, che ha sfoderato forse la migliore prestazione della stagione, con Montalbano e Ciancimino a giganteggiare in difesa e Martorana a giostrare a centrocampo. Possesso palla e supremazia territoriale nettamente a favore degli agrigentini, ma è in avanti che i riberesi sono molto leggeri e il fatto che dopo 5 giornate non abbiano ancora segnato non è un caso. Il tabù del gol sembrava poter essere sfatato al 7° minuto del primo tempo, quando Martorana lanciava il veloce La Spisa, che veniva atterrato da Saggio. L'ottimo arbitro Fossanova di Milano fischiava il rigore che poteva cambiare le sorti della gara. Sul dischetto va Mancino, che spiazza il portiere, ma la palla si infrange sul palo, per la delusione del pubblico delle grandi occasioni accorso al Nino Novara. Per i primi 25 minuti il Ribera tiene la capolista nella propria metacampo e solo al 30° timidamente il Due Torri si affaccia nella metacampo avversaria con un calcio di punizione di Cipriano che Talluto, inoperoso per tutta la gara, blocca. Al 40° è Mancino che vuole farsi perdonare l'errore dagli 11 metri con un calcio di punizione che termina di poco a lato con Durante che controlla. Nel secondo tempo la musica non cambia, con il Ribera alla ricerca della vittoria e il Due Torri a giocare di rimessa, controllando tutto sommato bene gli sterili attacchi dei riberesi, punzecchiando su calci piazzati come quello al 50° di Cipriano che Talluto non ha difficoltà a bloccare. Sempre il Ribera che prova anche con azioni personali, come quella al 60° di Martorana, che partito da centrocampo supera un paio di avversari, ma il tiro viene bloccato a terra da Durante. L'occasionissima per il Ribera si presenta al 65°. Calcio di punizione di Mancino, colpo di testa da 2 metri di Ciancimino, respinge il portiere. Corona colpisce la traversa, la palla torna in campo e sul successivo tiro di Cammarata è ancora l'estremo difensore del Due Torri che mette in angolo. Nell'ultimo quarto d'ora la partita cala di intensità e a nulla portano gli ultimi accorgimenti tattici e le sostituzioni di mister Montalbano, per un Ribera che ha da recriminare per quel rigore sbagliato e per le occasioni sprecate che non hanno consentito di centrare i primi gol e la prima vittoria in questo campionato. Dal canto suo il Due Torri porta a casa un punto immeritato che gli fa mantenere la vetta della classifica raggiunto da Licata. Il Ribera anticipa sabato prossimo a Casteldaccia, mentre il Due Torri riceverà il fanalino di coda Villabate. Ma un'ottima gara del Ribera, noi un po' meno, anzi molto meno di loro. Sicuramente abbiamo ottenuto questo punto che forse ci premia eccessivamente. Siete in vetta comunque con il Licata, che campionato vorrà fare il Due Torri? Ma il Due Torri vuole fare un campionato buono per divertirci, per fare un bel calcio, cosa che oggi non abbiamo fatto, anche perché non è un alibi, però noi siamo una squadra abituata a giocare palla a terra, a trovare le triangolazioni. Oggi abbiamo fatto grande fatica, campo veramente difficile per noi, ma anche per loro, quindi non è un attenuante. Ripeto, noi quando cominciamo a alzare la palla, quando cominciamo a non giocare con i collegamenti passaggi brevi fra i reparti, facciamo fatica. Mister, se fosse un film si chiamerebbe Cercasi gol disperatamente? Ma non lo so, io onestamente non credo alla sfortuna, tutti magari i miei giocatori, i dirigenti si aggrappano a queste cose qua, io onestamente non ci credo, anche se ogni domenica purtroppo da 5 partite subiamo sempre le stesse situazioni, con i pali interni, traverse, addirittura oggi è stato condito con il calcio di rigore sbagliato, quindi secondo me ci manca ancora un po' di cattiveria in più e un po' di attenzione.